Benvenuti e bentornati. Stasera siamo qui in compagnia di un vecchio amico, Marco Invernizzi, per parlare di DC. In attesa vincitrice di un recente sondaggio sulle famiglie politiche della Prima Repubblica, la Democrazia Cristiana interpretò un ruolo di primissimo piano nella storia dell'Italia moderna e per un cinquantennio circa, tra il 1943 e il 1992, fu indiscussa regina della politica nazionale. Di fatto sconosciuta a coloro che oggi hanno meno di 50 anni, maledetta o rimpianta, a seconda della situazione e del sentimento del momento, il più delle volte dimenticata, la balena bianca, uno dei tanti nomi con cui fu conosciuta questa mitologica compagine partitica, fu una realtà a modo suo imponente, chiaroscurale, talvolta lenta, ma sempre capace di mantenersi a galla sfruttando le opposte correnti della politica. Proveremo pertanto a raccontarne la storia in 3 puntate distinte, dedicata ciascuna ad un momento della sua parabola vitale: nascita e giovinezza, apogeo e dominio, vecchiaia e repentino inabissamento di questa curiosa e sostanzialmente dimenticata esperienza partitica. E non sbuffate, perché la Democrazia Cristiana, il colombre scudo crociato, anche stavolta l'avete votato voi. Allora Marco, dove vogliamo principiare questo racconto? Dalle trincee della Grande Guerra? Dalle nomine del governo Badoglio in quel di Salerno? Dov'è che incomincia la storia della balena bianca? Beh, intanto buona giornata, buonasera a tutti. Grazie di questo invito. Ho visto che nel titolo avete messo come data iniziale il 1898. Allora, nel 1898 siamo proprio agli albori, agli inizi della Democrazia Cristiana, non come partito, perché il partito che porterà questo nome nascerà soltanto alla fine del fascismo. Siamo alle origini della cultura democratico-cristiana, cioè di quell'atteggiamento nei confronti dei problemi italiani, non soltanto italiani, perché la Democrazia Cristiana non fu un fenomeno soltanto verificabile in Italia, anche se sicuramente in Italia ebbe il suo apogeo e fu maggiormente conosciuta a livello internazionale la Democrazia Cristiana italiana. Ma nel 1898 siamo alle origini di quel pensiero democratico cristiano che è parecchio diverso da quello che poi diventerà il partito, per tutta una serie di motivi che cercherò di spiegarvi in questa prima puntata. Ma il 1898 non è una data scelta a caso. Nel 1898 avvengono dei fatti che sono particolarmente importanti per la storia del movimento cattolico e per la storia italiana. E sono infatti legati alla protesta per l'aumento del prezzo del pane che lo Stato, il regime liberale italiano, reprime nel sangue, in modo particolare a Milano, quando il generale Fiorenzo Bava Beccaris dà ordine all'esercito di sparare sulla folla che era scesa in piazza per protestare. Ci saranno dei morti, delle proteste un po' in tutta l'Italia e questo fatto colpì tantissimo sia le classi politiche di allora, che erano sostanzialmente la classe politica liberale, quella che aveva fatto il Risorgimento, aveva conquistato il potere politico in Italia a partire dal 1861, confermato poi negli anni successivi, con l'alternarsi della destra storica, cui seguì la sinistra al governo del paese. C'era poi in ascesa, in grande ascesa, il movimento socialista, il Partito Socialista, che si chiamava Partito del Lavoro, nacque pochi anni prima a Genova, nel 1892,
E poi c'erano i cattolici. I cattolici erano il paese reale e erano sicuramente la maggioranza numerica e morale del paese, ma non avevano il governo, non avevano il potere, i poteri, perché i poteri erano nelle mani di quelle forze che avevano fatto il risorgimento. La destra storica, la sinistra storica, cioè le due anime del movimento liberale e nazionalista, e poi alcuni poteri forti, la massoneria, che ebbe un ruolo non così importante come i massoni vorrebbero, ma certamente un ruolo rilevante nel risorgimento e nella guida dell'Italia durante i primi decenni. E così tutti i poteri forti, la finanza, la scuola, le banche, erano nelle mani, l'esercito, la burocrazia, erano nelle mani della monarchia e delle forze politiche che la appoggiavano. Non dimentichiamoci mai che il Risorgimento ebbe due anime, un'anima monarchico-nazionalista e liberale e un'anima repubblicana che faceva capo a Giuseppe Mazzini, che venne sconfitta, cioè prevalse la corrente, diciamo così, monarchico-liberale, e quindi le forze cosiddette repubblicane furono sempre, saranno sempre per molti anni all'opposizione, dentro però il progetto del Risorgimento. Ma la vera opposizione popolare era rappresentata da quello che venne chiamato il movimento cattolico. Che cos'è il movimento cattolico? Bisogna fare qualche passo indietro, mi scuserete, ma se no non si capisce niente. Cioè, per capire che cosa succede dopo il 1898, bisogna fare un passo indietro e capire che cosa c'era prima, che cosa avviene nel 1898 all'interno del movimento cattolico. Il movimento cattolico era l'insieme organizzato dei cattolici che dopo la Rivoluzione francese, che è un po' la madre di tutte le rivoluzioni, dopo la penetrazione delle idee, delle ideologie della Rivoluzione francese in Italia attraverso le baionette di Napoleone, che non dimentichiamocelo mai perché è una pagina un po' dimenticata della storia italiana, adesso cercheremo di capire perché, ma è una pagina importante. Napoleone ha guidato, ha dominato l'Italia per circa 20 anni. Invade l'Italia con l'esercito francese nel 1794, pochi anni dopo la Rivoluzione francese. C'è una guerra che oppone la Francia, l'esercito francese all'esercito del Regno del Piemonte, la cosiddetta guerra delle Alpi, che vede però la sconfitta del Piemonte e da lì il dilagare per tutta la penisola, tranne le isole che non verranno mai conquistate, dell'esercito napoleonico, il quale però non si limita a occupare l'Italia da un punto di vista militare come fece con tutti gli altri paesi che invase e dove riuscì a mantenersi al potere fino al 1814-15, quando poi ci fu la sconfitta definitiva di Napoleone. Ma non solo conquista militarmente, ma incide dal punto di vista legislativo, dal punto di vista culturale, dal punto di vista dei codici, per esempio i codici attuali sono ancora gli eredi del codice cosiddetto del codice Napoleone.
perché Napoleone, che certamente non era uno sprovveduto, non soltanto da un punto di vista militare, ma anche da un punto di vista politico-giuridico, aveva in mente proprio un modello di Stato, un modello di società molto diversi da quelli che voleva sostituire, basati sostanzialmente sulla concezione individualistica dal punto di vista antropologico, che è un po' una delle caratteristiche del pensiero rivoluzionario che nelle sue diverse correnti sta alla base della rivoluzione francese e che Napoleone porta in tutti gli stati che riesce a invadere con il suo esercito. In questi 20 anni Napoleone favorì tutti quei centri politici, ideologici, all'inizio la corrente giacobina, dopo il 1798 la corrente più moderata, ma sostanzialmente alle origini del Risorgimento c'è indubbiamente la presenza per 20 anni di Napoleone, delle sue forze, delle sue idee che circolano, operano per tutta la penisola, isole escluse. E c'è un altro fenomeno che non dobbiamo mai dimenticare, perché è stato dimenticato dalla storiografia ufficiale, però è stato un fenomeno importante, è che le popolazioni si ribellano contro Napoleone e danno vita a un fenomeno, il cosiddetto fenomeno delle insorgenze controrivoluzionarie o antifrancesi, che in tutta Italia vedono soprattutto i contadini reagire sostanzialmente contro l'occupazione militare, la leva obbligatoria di massa che Napoleone impone per incrementare il proprio esercito e portarlo a combattere in tutta Europa, in Russia, addirittura financo in Egitto. L'imposizione di una nuova forma di religiosità. All'inizio è l'albero della libertà, è la fase estremista della dominazione napoleonica che comporta la soppressione, la chiusura di molte chiese. Questo lo potete verificare girando un po' l'Italia. Troverete tante chiese che raccontano, di solito in quei cartelli sintetici che espongono all'ingresso, che sono un po' la storia delle chiese più importanti da un punto di vista artistico, e vedrete che molte di queste sono state chiuse durante il periodo napoleonico perché utilizzate altrimenti. Napoleone aveva bisogno di luoghi per gli eserciti, per depositi di munizioni, abbeverare da mangiare, stalle per i cavalli e tutte queste forme necessarie per un esercito invasore vennero spesso, per sopperire a questi bisogni, vennero spesso utilizzate le chiese. Quindi la dominazione napoleonica non è stata una cosa secondaria da un punto di vista non soltanto militare, ma anche ma soprattutto da un punto di vista politico-culturale, eccetera. E poi questa è è una questione storiografica molto dibattuta, ci sono correnti diverse, ma a mio avviso la presenza napoleonica influenzò molto il successivo risorgimento, perché molte delle classi dirigenti, molti componenti delle classi dirigenti che poi faranno il risorgimento verranno formati durante il periodo napoleonico nelle scuole militari, per esempio, che lui inventò e curò molto meticolosamente e anche nell'ambito di tutti quei governi locali che però tutti facevano capo, a parte le isole, ripeto,
all'impero che lui poi andò a fondare. C'è chi dice che poi il Risorgimento in parte almeno fu una reazione contro la dominazione francese, è la versione dei nazionalisti, diciamo così, di destra, che però dal punto di vista storiografico è un'interpretazione molto minoritaria. Il legame che ci fu fra il ventennio napoleonico e il successivo risorgimento mi pare che sia nelle cose, anche se indubbiamente ci furono anche delle differenze. Ma per ritornare al movimento cattolico e quindi al tema che poi andremo ad affrontare della balena bianca, il movimento cattolico nasce lì, nasce in Francia dopo la Rivoluzione francese, nasce in Italia con le insorgenze sostanzialmente, con l'opposizione a Napoleone e soprattutto nasce nel corso dell'Ottocento durante il Risorgimento, perché il Risorgimento eh, è sostanzialmente la Rivoluzione francese in Italia, potremmo dire la Rivoluzione italiana, con tante diversità, con modalità molto diverse, però rappresenta nella storia italiana quella cesura, quella frattura, magari non così radicale come avvenne in Francia, ma certamente molto importante. Beh, le principali differenze è che la rivoluzione francese è soprattutto una rivoluzione politica, la rivoluzione italiana ha soprattutto una dimensione religiosa per la presenza della Santa Sede. La rivoluzione francese vede la nascita e il cambiamento radicale dello Stato con l'assassinio del re, che come disse un rivoluzionario importante come Saint-Just non venne assassinato, non venne ucciso perché aveva fatto del male in quanto monarca, ma venne ucciso perché era il re, perché era il monarca, perché era il padre del popolo, cioè era colui che in qualche modo rappresentava il principio che l'autorità discende da Dio e non è soltanto il prodotto dei desideri degli uomini. In Italia la rivoluzione o il risorgimento ha un grandissimo problema, che è la presenza della Santa Sede, cioè del Papa, che è anche un capo di Stato allora, uno Stato che aveva la sua importanza, cioè il potere temporale del Papa era un potere su una parte consistente, Roma, il Lazio, la Romagna, insomma, una parte importante, diciamo così, del centro Italia. E all'inizio il Papa non è contrario al Risorgimento, se per Risorgimento intendiamo l'unificazione dei diversi regni in cui l'Italia era divisa precedentemente. Perché? Perché era quasi una necessità, cioè nel senso che l'Italia avrebbe avuto una forza, una potenza, un'importanza, un ruolo infinitamente più importante se fosse stata unita di quello che potevano avere il Regno del Piemonte, il Lombardo-Veneto che faceva parte dell'impero austriaco, il Ducato di Parma e di Piacenza, il Granducato di Toscana, il Regno delle Due Sicilie, lo Stato del Papa, tutte queste cose divise fra di loro rendevano eh, facile sostenere che uniti sarebbero stati più importanti, più significativi e sarebbe stato un bene per tutti. E anche il Papa, soprattutto Pio IX, era favorevole a questa ipotesi, ma quando si accorse che accanto a questo disegno
politico che aveva un suo perché, c'era anche un disegno ideologico, cioè quello di fare una rivoluzione culturale, non soltanto di confederare insieme gli stati preunitari per renderli più forti e più importanti. Quando si accorse di questo e quando si accorse che il movimento rivoluzionario, essenzialmente legato alle due ideologie allora dominanti nate dalla Rivoluzione francese, il nazionalismo e il liberalismo, Pio IX si rifiutò di fare la guerra all'impero austriaco. Questo fu il motivo scatenante il cambio di prospettiva del Risorgimento. E c'è una data precisa quando lui, nel marzo del 1848, si rifiuta di ordinare al suo esercito di varcare il Po e di attaccare l'Austria, perché capisce che questo non è giusto, non sarebbe stato giusto, avrebbe potuto favorire uno scisma, avrebbe attaccato ormai l'unica monarchia cattolica rimasta, con tutti i suoi difetti, ma che pure aveva anche dei pregi, e questo rifiuto comportò che Pio IX, che era stato fino ad allora osannato in funzione anti-austriaca dalle forze rivoluzionarie, divenne il metro cubo di letame, come verrà poi definito dai rivoluzionari. E da lì si verificò lo scontro che caratterizzò la rivoluzione italiana, cioè da una parte la Chiesa, che per forza di cose poi si alleò all'impero austro-ungarico, e dall'altra tutte le forze rivoluzionarie che si allearono, abbandonarono la prospettiva settaria repubblicana delle società segrete o non segrete mazziniane, si alleò con la monarchia di Torino, che aveva dietro l'appoggio della Francia e che aveva dietro l'appoggio anche dell'Inghilterra. E si verificò questo scontro per cui l'Italia divenne una senza, anzi non solo senza, ma contro la Chiesa, che era la religione praticata dalla stragrandissima maggioranza degli italiani. Questo generò un problema, un conflitto che in qualche modo rimane ancora oggi, una ferita, diciamo così, quando per esempio volessimo confrontare, non so, la storia dell'Italia con la storia della Polonia, che non ha avuto questa frattura diventando una nazione, non ha avuto una frattura fra la Chiesa e le forze che hanno fatto diventare una nazione la Polonia, o perlomeno non l'ha avuta nelle dimensioni in cui l'ha avuta la storia italiana. I cattolici diventano una parte della nazione sostanzialmente. Con la Rivoluzione francese e con il Risorgimento vengono piano piano messi, piano piano, neanche tanto piano piano, soprattutto in Francia, vengono messi in discussione i valori fondamentali, i principi fondamentali. Cioè la famiglia non è più la cellula base della società, la religione non è più una virtù da praticare, da favorire, da proteggere, da aiutare, da sostenere. E tutti i valori che ne derivano nell'esercizio della politica, per la realizzazione del bene della nazione, del bene della comunità, cambiano. Diventano assoluti i valori della nazione per le ideologie nazionaliste, della libertà senza verità, senza limiti per la prospettiva liberale, o della classe, perché nel frattempo durante tutto l'Ottocento cresce la prospettiva socialista e all'interno del movimento socialista la prospettiva comunista della lotta di classe, della dittatura del proletariato,
tutte ideologie che diventano alternative al cattolicesimo, inteso non come religione soltanto personale, come magari le ideologie avrebbero voluto, ma inteso anche proprio come visione del mondo, anche culturale, politica, sociale ed economica. E così i cattolici sono costretti a diventare una parte della società e si organizzano nei cosiddetti, perché fu un fenomeno europeo, nei cosiddetti movimenti cattolici. È all'interno di questo movimento cattolico che nascerà la democrazia cristiana. Perché? Perché il primo movimento cattolico nasce in Italia con la Società della Gioventù Cattolica Italiana nel 1868 per difendere il Papa sostanzialmente. Viene fondato da Giovanni Acquaderni e Mario Fani e viene però non sostituito ma integrato, che poi diventerà la prospettiva più grande, pochi anni dopo, nel 1874, dall'Opera dei Congressi, che mentre la Società della Gioventù Cattolica era una società, come dice lo stesso nome, giovanile, erano i giovani che volevano difendere il Papa e che accorrono anche militarmente per difenderlo nel 1870 dall'invasione dello Stato Pontificio da parte dell'esercito italiano. L'Opera dei Congressi nasce dopo la breccia di Porta Pia, dopo il 1870, cioè dopo il coronamento del Risorgimento con la conquista militare di Roma. Noi oggi, soprattutto se siete giovani, fate un po' fatica a capire queste cose. 1870 sono passati millenni psicologicamente, ma il 1870 è stata una data fondamentale della storia italiana, perché l'esercito italiano ha invaso uno stato legittimo e militarmente ha conquistato Roma. Pio IX diede ordine al suo esercito, perché non voleva che venisse sparso del sangue italiano inutilmente, era un grande italiano, un grande patriota, disse: dovete difendere quel tanto che basta perché il mondo si accorga che siamo vittime di un'invasione militare, ecco, di un'ingiustizia. E così avvenne, ci fu un conflitto che durò poche ore, dopodiché l'esercito pontificio si sciolse, alzò bandiera bianca, si sciolse, abbandonarono Roma e fino al 1929, cioè i patti lateranensi del 1929, il Papa rimase prigioniero in Vaticano. Cioè prigioniero tecnicamente, cioè non uscì più, anche se poi cambiarono i papi ovviamente, ma non uscì più dal proprio palazzo. E quando la domenica benediva la popolazione, la benediva dall'interno, con le spalle rivolte alla città, no? Proprio come segno di protesta nei confronti di questa grande violazione del diritto internazionale, certamente, ma anche della cattolicità, della cristianità italiana. Dicevo, dopo il 1870 i cattolici si organizzano nell'Opera dei Congressi. Perché questo nome? Perché l'Opera dei Congressi è il tentativo di organizzare tutti i cattolici che allora erano divisi e non si conoscevano fra di loro, perché i cattolici siciliani non conoscevano i cattolici veneti, perché avevano fatto parte di mondi diversi, il regno di Napoli, il regno delle due Sicilie, la città del Papa, la monarchia austriaca, il regno del Piemonte, il Granducato di Toscana. Quindi tutte queste persone dovevano conoscersi e il tentativo fu quello di organizzare ogni anno un grande congresso nazionale
in diverse città italiane, che permettesse non solo di fare il punto della situazione, ma anche proprio di creare, di favorire la nascita di una classe dirigente italiana. Quindi i cattolici cosiddetti intransigenti, così li chiameranno i principali storici, Giovanni Spadolini, Giorgio Candeloro, Gabriele De Rosa, intransigenti perché non transigevano sul fatto che Roma fosse stata conquistata con la forza, con la violenza, e non solo Roma, ma tutti gli stati preunitari, ma in particolare Roma e il Papa fossero stati conquistati con la violenza da parte dello Stato italiano. Intransigenti perché non transigevano su questo e quindi non parteciperanno fino al 1913 alle elezioni, perché la Santa Sede pose il non expedit, cioè il divieto di partecipare alle elezioni politiche non amministrative, perché la partecipazione dei cattolici avrebbe comportato il riconoscimento dello Stato che era nato con una violenza, con un'occupazione militare così grave come era avvenuto appunto nel 1870. Eh, che cosa succede all'interno del movimento cattolico intransigente? E arrivo al 1898. Succede che i cattolici intransigenti diventano il paese reale, perché la maggioranza della popolazione è cattolica. Non dappertutto come in Lombardia, per esempio in Sicilia, nel Veneto, dove l'Opera dei Congressi mette profonde radici, però sostanzialmente così è. E il paese reale si organizza. Le casse rurali, le banche, le società di mutuo soccorso, i sindacati, le società operaie, tutte queste realtà che nascono, di cui oggi c'è ancora qualche tenue traccia. Ma per farvi un esempio, il beato Giuseppe Tovini, che è non solo un beato, ma è un dirigente dell'Opera dei Congressi di Brescia, è il primo consigliere provinciale che vince le elezioni contro una grande figura del Risorgimento, che è Zanardelli, è il fondatore di tre banche importanti. La Banca della Val Camonica, lui era nativo della Val Camonica, il Banco San Paolo di Brescia e il Banco Ambrosiano sono state fondate da lui. Quindi questo per dirvi come il paese reale si organizza nelle parrocchie attraverso le confraternite e attraverso quest'opera dei congressi, che è il contenitore che unisce tutte queste realtà associative, sociali, politiche, economiche, sindacali, che si mettono insieme. Però questo movimento cattolico intransigente organizza il paese reale, ma poi non partecipando alle elezioni non ha uno sbocco, cioè ha rifiutato giustamente, perché non c'erano più le condizioni, l'ipotesi del legittimismo, cioè del ritorno degli stati preunitari, che è impossibile, ma rifiuta la prospettiva di costituire un partito conservatore cattolico, benché durante il pontificato di Leone XIII ci furono diversi tentativi di uomini cattolici, ma cattolici sul serio, che spingevano in questa direzione, perché dicevano: va bene, noi siamo importanti, abbiamo creato delle grandi strutture,
ma poi lo Stato, l'esercito, la scuola, la burocrazia, la finanza, tutto è nelle mani dei nostri nemici e noi non riusciremo mai ad avere uno sbocco politico di questo lavoro. E però la Santa Sede si oppose sempre perché voleva che fosse manifesta l'ingiustizia che il Papa aveva subito e la Santa Sede aveva subito. E anche per un altro motivo molto più eh, pratico, se volete, che allora, fino al 1913, votava una piccolissima percentuale degli uomini, le donne proprio non votavano, ma anche gli uomini votavano il 2% della popolazione. E in base al censo si votava e le persone più ricche normalmente erano quelle più lontane dal cattolicesimo. Quindi anche un'eventuale partecipazione alle elezioni politiche avrebbe visto facilmente delle sconfitte, eccetera. Questo periodo è in atto la cosiddetta rivoluzione industriale, cioè la trasformazione dell'Europa da società contadina a società industrializzata. Questo comincia nel nord, soprattutto dall'Inghilterra. In Italia arriva, diciamo così, questa trasformazione, arriva più lentamente, però conosce la sua esplosione, diciamo, a cavallo della fine 800, inizio 900. Eh, Sicuramente comunque è vero che le classi liberali favoriscono, non favoriscono né i contadini né gli operai che stanno nascendo, che si stanno organizzando con calma, cioè non con la stessa velocità dei paesi del nord dell'Europa, però sta avvenendo anche qui. E sta avvenendo anche un'altra cosa, cioè la crescita del movimento socialista, anarchico, ma soprattutto socialista. Non dimentichiamoci che nel 1870 c'è la Comune di Parigi. La Comune di Parigi è un primo esperimento di tentativo di comunismo applicato. Non dimentichiamoci che nel 1848 viene pubblicato il manifesto del Partito Comunista scritto da Carlo Marx e da Friedrich Engels, che è la Bibbia dei comunisti sostanzialmente. E durante tutto l'Ottocento questo movimento cresce e cresce ponendo un problema alla classe dirigente liberale e un problema alla classe dirigente, alla Chiesa, ai cattolici. Questo problema esplode nel 1898. Perché? Perché lo Stato crede che a incitare le persone a scendere in piazza e a protestare contro il rincaro del prezzo del pane siano stati i cattolici e i socialisti e arresta contemporaneamente le due figure più significative del movimento cattolico e del Partito Socialista, cioè Filippo Turati e Don Davide Albertario. In realtà non era vero, cioè nel senso che le rivolte erano state molto spontanee, proprio dovute al fatto che il rincaro del prezzo del pane colpiva una popolazione già povera, molto povera, soprattutto quella che viveva all'interno delle città e quindi non aveva, diciamo così, la via di uscita dei contadini, che per quanto poveri, costretti a un lavoro estremamente faticoso, però da mangiare ce l'avevano sempre, insomma, perché qualche cosa potevano coltivare. Nelle grandi città l'urbanizzazione e
lo spostamento di decine di centinaia di migliaia di contadini verso i centri urbani, perché fare il contadino era faticoso, non che fare l'operaio allora fosse poco faticoso, però insomma c'è questa spinta a questa trasformazione, ma gli operai non avevano protezione sindacale, non avevano forme di resistenza, lavoravano bambini, donne 10, 12, 14 ore al giorno ed era una situazione di cui si stava approfittando tantissimo il movimento socialista, perché era il movimento che nasceva nell'ottica, nella prospettiva della lotta di classe. Non dimentichiamoci che nel 1891 esce la Rerum Novarum, che è l'enciclica di Papa Leone XIII sulla questione operaia. Un'enciclica molto importante perché articola per la prima volta quella che poi diventerà la dottrina sociale della Chiesa e soprattutto dice: guardate, c'è una grande ingiustizia che viene compiuta nei confronti delle masse operaie, ma attenzione perché la soluzione del socialismo è peggiore del male che vuole curare. E nonostante non ci fossero allora esperienze di socialismo reale, come ci saranno soltanto dopo la rivoluzione bolscevica del 1917, però era evidente che la Chiesa aveva già intuito la pericolosità del socialismo. E allora nel 1898 si pone questa grande domanda e si genera questa grande divisione, sia all'interno del movimento cattolico, sia all'interno della classe dirigente liberale, la quale capisce che non può più governare senza le masse e quindi senza aprire o ai cattolici o ai socialisti, che erano la grande maggioranza della popolazione. Mentre i cattolici capiscono che non possono continuare, cioè, soprattutto la Santa Sede, in particolare colui che diventerà Papa pochi anni dopo, San Pio X, capisce che non può lasciar credere che i cattolici sono così antiliberali al punto da mettersi in sintonia, d'accordo con i socialisti per far saltare lo Stato liberale. E allora è in questa prospettiva che nascono quegli accordi fra i moderati, i liberali moderati di Giovanni Giolitti e i cattolici che daranno vita pochi anni dopo, nel 1913, al cosiddetto patto Gentiloni, che è quel patto che vede l'alleanza elettorale fra i moderati e i cattolici per fermare l'avanzata del Partito Socialista. Ed è un patto che funziona nel 1913 perché porta in Parlamento ben 228 deputati eletti con il voto determinante dei cattolici, che partecipano alle elezioni per la prima volta per la prima volta sono elezioni a suffragio universale maschile. E allora lì si capisce la forza elettorale del mondo cattolico. Però siamo nel 1913, l'opera dei congressi non c'è più, è stata sciolta da San Pio X nel 1904 per un dissidio interno all'opera stessa, dentro la quale stava nascendo la corrente democratico-cristiana, stava crescendo, che faceva capo a un sacerdote molto colto, molto intelligente, che vedo nella foto che avete messo, Don Romolo Murri, che avrà una storia complicata, anche triste, anche se finirà riconciliato con la Chiesa, ma avrà un percorso molto complesso, sia dal punto di vista ideologico che dal punto di vista personale.
Sostanzialmente Don Romolo Murri e la prima democrazia cristiana, si chiama Lega Democratica Nazionale, va contro l'ipotesi politica, diciamo, della Santa Sede, vuole l'accordo con i socialisti per far saltare il banco, cioè per far saltare il sistema liberale. E poi ci sono delle componenti modernistiche, cioè all'interno di questa corrente ci sono delle posizioni di simpatia o addirittura di assunzione dei principi del modernismo. Il modernismo è un'eresia che viene condannata dalla Chiesa soprattutto con l'enciclica Pascendi nel 1907. Perché viene condannata? Perché di fronte alla crisi che investe la Chiesa e il mondo cattolico, che indubbiamente c'è, è una crisi anzitutto culturale, perché la Chiesa viene sfidata dalle ideologie dell'epoca, dal positivismo, dallo scientismo e da tutte quelle filosofie che sottraggono alla Chiesa le teste pensanti più importanti dal punto di vista del pensiero di tutta l'Europa, io dico l'Europa perché allora era il continente che contava quasi esclusivamente. E la Chiesa reagisce contro questo tentativo del modernismo, che è un tentativo di, come dire, piegare il cristianesimo a un incontro forzato ideologico con queste nuove correnti di pensiero, non a un confronto netto, ma che mantenga intatta la dottrina come doveva essere, ma proprio a una commistione da cui modernismo, cioè la penetrazione delle ideologie moderne dentro il cristianesimo. È una cosa che invade, diciamo così, la struttura della Chiesa, i seminari, le parrocchie, eccetera, contro la quale soprattutto San Pio X reagirà con molta forza, e però eh, le domande poste dai modernisti erano domande vere, serie, cioè il mondo il mondo europeo si stava profondamente scristianizzando. Cioè quello che noi oggi vediamo ormai a livello popolare, allora cominciava a livello delle classi dirigenti. E i modernisti dicevano, giustamente, noi dobbiamo reagire, dobbiamo prendere atto di questa sfida. E poi la soluzione che proponevano era una soluzione eretica, era una soluzione sbagliata. Però, sconfitti i modernisti, rimaneva la domanda, e questo fu proprio il problema, che poi la Chiesa non riuscì mai completamente a dare una risposta adeguata e a entrare nella prospettiva di quella che poi verrà chiamata, ma siamo già ai nostri tempi, la nuova evangelizzazione. Ma torniamo al 1898. Nel 1898 il movimento cattolico si spacca nel senso che le correnti democratiche cristiane sono molto esigue, però cominciano a lavorare, vengono condannate dalla Chiesa, però cominciano a lavorare. Ci sono all'interno già allora dei seguaci di Don Romolo Murri delle figure come Don Sturzo e come Alcide De Gasperi, che rifiutando ogni commistione con il modernismo, però accettano la prospettiva democratico-cristiana, cioè sostanzialmente si oppongono a questo tentativo di patti, che verranno chiamati dagli storici clerico-moderati, cioè di patti fra
diciamo così, la destra liberale e il movimento cattolico per fermare l'avanzata del socialismo. Per capirci è un po' una boutade, ma non è una boutade. Il patto Gentiloni è il primo centrodestra, se vogliamo usare questa espressione, della storia italiana. Poi succede che cosa? Succede che scoppia la guerra e la guerra cambia completamente tutto lo scenario. Perché? Perché se la rivoluzione francese è stata un evento epocale, cioè nel senso che si parla di un'epoca precedente la rivoluzione francese e di un'epoca successiva alla rivoluzione francese come radicalmente e profondamente diverse, anche la prima guerra mondiale è un evento spartiacque. Perché? Perché segna il passaggio da una civiltà ancora sostanzialmente contadina, dove le persone nascono, vivono nel loro paese facendo i contadini, a una civiltà di massa, dove grazie a 5 anni di guerra, una guerra devastante dal punto di vista culturale. Pensate di portare 5 anni in trincea dei contadini che parlavano solo il dialetto, che gli ufficiali avevano bisogno dei traduttori quando davano loro gli ordini. Questi, quelli che non muoiono o quelli che non vengono feriti in maniera importante, quando tornano non sono più le stesse persone che erano partite. E la società entra in un grande stato di tensione che non finisce con la fine della guerra. Ed infatti negli anni successivi alla fine della prima guerra mondiale nascono i partiti ideologici di massa, perché le ideologie che durante l'Ottocento avevano lavorato il corpo sociale, ma che erano sempre state soltanto delle ideologie eh, limitate a piccole minoranze, diventano ideologie di massa. Nel 1917 c'è la rivoluzione d'ottobre, durante la prima guerra mondiale, che non solo vede per la prima volta un partito comunista conquistare il potere e quindi poter esprimere fisicamente, concretamente che cos'è una società comunista, ma vede la rottura interna al movimento socialista che si divide fra i socialisti riformisti, cioè quelli che vogliono arrivare al socialismo attraverso le riforme, e i socialisti rivoluzionari che diventano poi comunisti, che vogliono conquistare il potere attraverso la dittatura del proletariato, quindi attraverso la guerra, attraverso il conflitto la guerra di classe, e poi esercitare il potere in maniera totalitaria. La Russia è il primo esperimento di società totalitaria, cioè dove lo Stato occupa completamente la società. Non c'è più famiglia, non c'è più proprietà privata, non c'è più privato. Tutto è tendenzialmente, poi la realtà è sempre un po' diversa, ma tendenzialmente lo Stato comunista occupa completamente la società e la dirige completamente sotto la guida del partito bolscevico, che è il Partito Comunista Russo. Ma non solo, nel 1919 nasce il Partito Popolare. Il Partito Popolare è, diciamo così, una componente importantissima di quella che poi sarà la Democrazia Cristiana. Nasce fondato da un sacerdote di Caltagirone, Don Luigi Sturzo, che ha avuto un ruolo importante nella storia dell'opera dei congressi, soprattutto in Sicilia, che si rese famoso perché
guidò la politica dei cattolici a livello amministrativo in tanti comuni della Sicilia, portando i cattolici a esercitare anche la funzione di guida, di sindaci, ad assumersi delle responsabilità politiche, civili importanti, eccetera. È un cattolico che conosce uno sviluppo del suo pensiero che vedremo poi successivamente. Diciamo così, uso un'espressione molto impropria, un professore mi bacchetterebbe, però per capirci nasce da sinistra e si sposta verso destra, o meglio, diventa un conservatore. Al termine della sua vita sarà una delle figure di maggiore riferimento del conservatorismo cattolico del nostro paese, anche se nasce in una prospettiva più, per esempio, era molto contrario al patto Gentiloni, perché lui voleva che i cattolici si presentassero con le loro forze, le loro bandiere, la loro identità, eccetera, ma probabilmente non si rendeva ben conto di quello che era la situazione nel 1900, almeno prima della prima guerra mondiale. Poi ha un periodo secondo me, molto strano eh, vede con favore la prima guerra mondiale perché vedeva nell'impero tedesco, non in quello austriaco, ma nell'impero tedesco, un grande pericolo per il cattolicesimo, eccetera. Però forse non vedeva tutti i pericoli che erano racchiusi nelle altre prospettive ideologiche di questa guerra, che è una guerra dove la Santa Sede si sforza di mantenere la neutralità, ma non ci riesce perché di fatto i cattolici francesi stanno con l'esercito francese, i cattolici italiani stanno con l'esercito italiano, i cattolici austriaci stanno con l'impero austriaco e questo rappresenterà un momento di confusione e di divisione terribile all'interno del mondo cattolico, perché, per usare l'espressione, il paradigma del nazionalismo ha il sopravvento sul paradigma del cattolicesimo, cioè diventa più importante essere italiani, francesi, tedeschi, austriaci, quello che volete, piuttosto che cattolici. E questo nonostante che la Santa Sede farà con il Papa Benedetto XV un grandissimo lavoro per garantire, mantenere, sforzarsi di raggiungere la pace anche attraverso reciproche concessioni, ma di fatto salverà l'onore, nel senso che ancora oggi è una grandissima figura quella del Papa che scrisse la famosa nota nel 1917 contro l'inutile strage che continuava, eccetera, però di fatto il Papa non riesce né a salvare le vittime, che saranno gli imperi sostanzialmente della Prima Guerra Mondiale, né a farla fermare e soprattutto non riesce a impedire la continuazione dell'odio nazionalista, tant'è vero che la Seconda Guerra Mondiale nascerà come prosecuzione della prima nel conflitto fra la Germania e la Francia, anche perché il Trattato di Versailles umiliò in maniera esagerata e spropositata una nazione che non era neanche stata sconfitta militarmente, la Germania, ma che aveva solo smesso di combattere perché aveva esaurito le forze, ma l'esito della prima guerra mondiale non è simile a quello della seconda, cioè la Germania è ancora in piedi, le sue strutture sono ancora in piedi, cioè non è una società distrutta come sarà invece distrutta la Germania nazista nel 1945. Eppure viene umiliata inutilmente dai trattati post-guerra, dando così degli elementi su cui
Adolf Hitler giocherà tutte le sue carte o gran parte delle sue carte per conquistare il potere democraticamente, cioè con il consenso dei tedeschi nel 1933. In Italia avviene subito dopo la fine della prima guerra mondiale, avviene anche la fondazione, siamo nel 1919, del movimento fascista. Il movimento fascista è un movimento, come spiega bene Renzo De Felice, il maggiore studioso del fascismo, è un movimento che nasce a sinistra, diciamo per usare questa espressione, nasce anticlericale, nasce come la componente nazional rivoluzionaria che si stacca dal movimento socialista accusandolo di essere diventato troppo internazionalista, di non capire il legame che ci deve essere con il popolo della propria nazione. Questo è il ragionamento che fa Benito Mussolini, che è il direttore del quotidiano del Partito Socialista, l'Avanti, che quando scoppia la Grande Guerra entra in polemica. Lui è un socialista non riformista, è un socialista radicale, diciamo così, entra in polemica con i socialisti riformisti, parte volontario per il fronte, viene ferito, torna, trova i soldi per fondare un nuovo quotidiano che sarà Il Popolo d'Italia. Allora i quotidiani erano importantissimi, erano degli strumenti importantissimi per l'azione politica, fonda un nuovo movimento che sarà appunto il movimento fascista, che viene fondato a Milano in piazza San Sepolcro nel marzo del 1919. È un movimento sostanzialmente di reduci che sostengono, così come D'Annunzio a Fiume, la vittoria mutilata, quindi spingono perché la nazione italiana rimanga in guerra, in conflitto contro i suoi nemici, eccetera. Ha idee abbastanza confuse dal punto di vista sociale, politico, eccetera, ma capisce ben presto che lo spazio politico per conquistare il consenso non può essere a sinistra, dove era nato, ma è nella reazione contro l'ascesa dopo il 1917 del movimento comunista. E allora piano piano i fascisti diventano lo strumento di piazza per controbattere, per opporsi ai tentativi rivoluzionari del cosiddetto Biennio Rosso, dal 1919 al 1921 c'è il cosiddetto Biennio Rosso, occupazioni delle terre, occupazioni delle fabbriche, eccetera, che incute un grande timore nella popolazione e che continua. Negli anni successivi i fascisti diventeranno coloro che sostituiranno lo Stato debolissimo, l'esercito debolissimo dopo la fine della guerra e impediranno l'espansione, diciamo così, di questo movimento, anche fisicamente, le famose squadre fasciste. E questo porta, diciamo così, nel giro di pochissimi mesi sostanzialmente, alla cosiddetta Marcia su Roma del 28 ottobre del 1922, che è sostanzialmente un cedimento da parte dello Stato liberale e della monarchia, che individua in Mussolini colui che potrebbe risolvergli alcuni problemi momentaneamente in attesa di poter ricostruire una classe dirigente liberale e continuare a governare il paese come era stato governato prima della Grande Guerra. Mussolini abilmente riuscirà invece a
costruire un proprio progetto, una propria storia, piano piano, piano piano, neanche tanto piano piano, nel giro di 3 anni si costruisce un consenso sufficiente per cambiare i connotati dello Stato e dal 1925 nasce la costruzione dello Stato fascista, che non è più uno Stato basato sui partiti, basato sul Parlamento, ma è uno Stato la cui costruzione viene affidata a un nazionalista, diciamo, a una componente del fascismo che proviene dal movimento nazionalista, Fredo Rocco, e, e sostanzialmente è uno Stato diverso, uno Stato autoritario, uno Stato che non è basato sui partiti, che vengono tutti messi fuori legge, tranne il partito fascista che si chiama Partito Nazionale Fascista perché è il partito frutto dell'accordo tra il movimento fascista e i movimenti nazionalisti, per cui nasce come partito nazionale, diventa Partito Nazionale Fascista, che terrà poi costruirà il proprio modello di Stato mai completamente totalitario, ma tendenzialmente totalitario. Non sarà mai totalitario perché in Italia ci sarà sempre la monarchia che avrà un suo spazio, una sua autonomia anche di potere, e ci sarà sempre la Chiesa che avrà un suo spazio, una sua autonomia con i patti lateranensi che verrà sempre garantita da questi accordi. Però la tendenza del fascismo è un po' la tendenza delle ideologie totalitarie che in quegli anni sono molto di moda, diciamo così, sia perché sono al potere nella Russia comunista, sia perché dopo il 1933 sono al potere nella Germania nazionalsocialista. Tutto questo finisce con la fine della Seconda Guerra Mondiale, con la sconfitta del nazionalsocialismo e del fascismo, e con il ritorno, diciamo così, dei partiti nella scena politica italiana, in particolare del Partito Comunista, del Partito Socialista e di quella che verrà chiamata del Partito della Democrazia Cristiana, che vede al suo interno entrare i reduci, i vecchi, diciamo così, ormai diventati vecchi esponenti del Partito Popolare, tra cui lo stesso Alcide De Gasperi, ma anche altre componenti, professori dell'Università Cattolica, i cosiddetti professorini, che rappresenteranno un po' l'anima di sinistra del partito e che avranno all'inizio come guida Giuseppe Dossetti, e altri piccole realtà, piccoli movimenti, ma poi potranno fare valere la forza della popolazione ancora largamente cattolica, in modo particolare dell'Azione Cattolica, il cui vicepresidente Luigi Gedda sarà, insieme al Papa Pio XII, l'artefice della celebre vittoria elettorale del 18 aprile del 1948, che è accanto e molto più, secondo me, del 25 aprile, la vera data di nascita dell'Italia moderna, così come l'abbiamo conosciuta dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma di questo parleremo successivamente. Ascolta, che la democrazia cristiana, cioè il movimento cattolico democratico che esce dalle temperie della Seconda Guerra Mondiale, come si caratterizza da un punto di vista ideologico, rispetto, se c'è una differenza rispetto al Partito Popolare precedente, o se ci sono degli elementi che vengono caricati di più rispetto alle esperienze di inizio secolo?
È una domanda. Bisognerebbe studiare le varie correnti, perché è veramente un partito di correnti con uno statista che è De Gasperi, che però muore nel 1954. Cioè finché c'è De Gasperi, De Gasperi è De Gasperi, cioè è sopra tutti, e tutti in qualche modo, anche se lo criticano, ne riconoscono l'autorità. De Gasperi è un cattolico liberale cresciuto nell'impero asburgico, quindi con una cultura che proviene da lì. Eh, Sicuramente è molto anticomunista, è molto antifascista, sicuramente sapeva che cosa fosse la dottrina sociale della Chiesa, non è un conservatore come Gedda o come Pio XII, sicuramente non è neanche come dire, un progressista integralista come Dossetti. Dossetti è il vero cattolico progressista, cioè nel senso che è molto cattolico, ma è anche molto progressista, cioè lui vuole sostituire il Partito Comunista per fare la rivoluzione sostanzialmente. Questo è un po' il suo progetto, una specie di laburismo cristiano. Però capisce ben presto che con la politica si ottiene poco o niente, e quindi, pur essendo una grande figura politica, è vice segretario del partito nel 1954, mi pare, lascia il seggio, se ne va a Bologna, fonda quella che oggi è la scuola di Bologna, cioè fonda quel centro culturale che poi diventerà importantissimo come centro di riferimento del progressismo europeo sostanzialmente, ma poi capisce che anche quello non basta, e allora fonda una comunità monastica che c'è tuttora, che è quella dei figli, come che si chiamano? La piccola famiglia dell'Annunziata, mi pare. È una figura molto affascinante, molto colta, molto de sinistra, come direbbero a Roma, ecco. Però una sinistra con un. Capisco, cioè, mentre la gran parte dei democristiani poi alla fine sono strettamente legati al potere, anche perché convinti che andando via loro sarebbero successe chissà che cosa, sarebbe successo chissà che cosa, lui ha una dimensione culturale molto più grande, più importante, più. Ma quindi L'unica possiamo parlare. alternativa diversa è quella di Gedda, però Gedda poi l'hanno fatto fuori, come mi ha detto lui, insomma. Hanno fatto fuori sia dall'interno del partito, e nonostante la sua amicizia con Pio XII, la Santa Sede non è riuscita a difenderlo, ecco. Ma ne parleremo se andiamo avanti Sì, 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 un po' sì. di più. Adesso Va mi sono bene, allora. fermato perché sennò poveretti questi muoiono, cioè ti faccio Eh, perdere tre quarti degli sai, ascoltatori. la, democra- la democrazia cristiana è come l'eroina, una volta che l'hai assaggiata non la molli più, per cui anche un discorso di 2 ore poi. Va bene, allora fai così, aspetta, fammi fare la chiusura. Ottimo, ti ringrazio per questa panoramica sulla genesi della democrazia cristiana, cioè, genesi della balena bianca, dalle invasioni napoleoniche fino all'aprile del 48. Invito tutti coloro che ci hanno seguito a iscriversi, a commentare, a condividere se lo ritengono. Vi do appuntamento alla prossima puntata, quando vedremo la balena bianca all'apogeo del suo splendore, quando dominava i mari e la scena politica incontrastata. Ti ringrazio Marco, auguro a Grazie a tutti voi. voi
Auguro a tutti Grazie a voi voi. una buona e santa notte. Bye bye.